Si lancia dal Monte Cimone con la tuta alare, si schianta, atleta di fama mondiale australiano, perde la vita dopo un volo di 300 metri, all'origine dell'incidente forse un errore di lancio di traiettoria. È morto a 92 anni per Giorgio Bressani, ex sindaco del capoluogo friulano, fu chiamato a sostituire Angelo Candolini alla sua morte, il cordoglio di Fontanini, politico appassionato con grande spirito di sacrificio. La benzina torna sopra i 2 euro nonostante il taglio dell'accise, i gestori delle stazioni di servizio. Ci vergogniamo per gli aumenti ma non è colpa nostra, prezzi alle stelle anche per fare la spesa alimentare. La carenza degli infermieri in Friuli Venezia Giulia al centro di un incontro tra i presidenti della categoria, si punta il dito contro il numero mancante di personale, ben 1400, ma anche contro il mancato riconoscimento della professione. Oggi la firma per Andrea Sottile, l'ex difensore bianconero sarà allenatore dell'Udinese per la prossima stagione, intanto la società ha preso il talento 19enne di Leonardo Buta dello Sporting Praga, è un terzino sinistro. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione serale di Telefriuli. In apertura la cronaca con un volo fatale da 300 metri circa di un famosissimo campione mondiale di volo alare, uno dei base jumper più famosi, ovvero Matt Manting. È successo dal Monte Cimone, parliamo del comune di Chiusaforte. È la seconda tragedia in questa disciplina estrema nella sola giornata di oggi in Italia. Sentiamo questo primo servizio della giornata. Aveva all'attivo più di 400 salti nel vuoto, i suoi voli con la tuta alare lo avevano consacrato nell'Olimpo della disciplina. Matt Manting, 35enne australiano, uno dei base jumper più famosi al mondo, è morto. Fatale il lancio dal Monte Cimone, in comune di Chiusaforte. Il suo corpo, ormai privo di vita, è stato ritrovato oggi a un'altezza di 2050 metri, circa 300 metri più sotto dalla quota da cui si era lanciato ieri. Ignota la causa dell'incidente, Manting potrebbe aver scelto il punto di lancio sbagliato oppure aver commesso un errore di traiettoria durante il volo. Quando la moglie dello sportivo non lo ha visto arrivare, si è accorta che qualcosa era andato storto. Così è iniziata la macchina dei soccorsi, scattata verso le 15:30 di ieri pomeriggio, ripresa questa mattina, fino a quando alle 11:30 l'elicottero della protezione civile con a bordo 4 soccorritori, 2 della stazione di Moggio Udinese del soccorso alpino e 2 della Guardia di Finanza di Sala Nevea ha avvistato in lontananza il paracadute dell'australiano. La drammatica notizia ha lasciato tutti in sconforto, in particolare anche per la drammatica coincidenza avvenuta in Trentino a poche ore di distanza. Sul Monte Brent, infatti, è morto un altro base jumper inglese di 33 anni che non è riuscito ad aprire la sua tuta alare, forse a causa di un errore di traiettoria durante il volo. Ancora a cronaca, un malore ha stroncato a soli 26 anni Giacomo Gorenstach, giocatore di calcio della Serenissima Pradamano. Originario di Azida, si era trasferito da pochi mesi a San Giovanni al Natisone con la compagna. Sentiamo. Un malore improvviso ha stroncato ieri a soli 26 anni il giocatore di calcio Giacomo Gorenstach. A nulla sono valsi la corsa in ospedale e l'intervento dei sanitari. Il ragazzo, originario di San Pietro Natisone, si era trasferito da poco più di un anno a Bolzano di San Giovanni Natisone con la compagna. Giacomo aveva frequentato l'istituto tecnico economico all'Isis Paolino di Aquileia di Cividale. Gogo, così era soprannominato da noi, ricordano i compagni di scuola, aveva la capacità di raggiungere gli obiettivi scolastici e sportivi, ma ciò che riusciva a fare meglio era trasmettere a tutti la sua serenità e la sua grande voglia di ridere. Un ragazzo solare, continuano, che ha dato il massimo in tutto quello che faceva ed era sempre pronto a tendere la mano. E sul campo era un trascinatore, come racconta Mauro Paolini, allenatore della Serenissima Pradamano dove giocava. Ci riusciva anche se era un po' burbero, spiega, con la sua voglia di raggiungere gli obiettivi. Per i suoi compagni è come se fosse morto un fratello. Da 2 mesi non giocava per un problema al ginocchio, ma veniva agli allenamenti per fare spogliatoio. Lo conoscevo fin da piccolo, racconta il sindaco di San Pietro, Mariano Zufferli, abitato ad Azida e da poco si era spostato. Dal punto di vista calcistico era cresciuto nelle giovanili della Val Natisone. Era uno dei migliori, tanto che, prima di cambiare squadra, giocava fuori quota in promozione. È difficile, conclude il sindaco di San Giovanni, Carlo Pali, dare una ragione alla morte di una persona così giovane. Ci stringiamo attorno alla famiglia, conclude.
E si è spento a 92 anni Pier Giorgio Bressani, ex sindaco di Udine, onorevole friulano per oltre 20 anni. È stato uno dei simboli locali della Prima Repubblica e quando fu chiamato ad aiutare la sua città non seppe dire di no. Sentiamo. Politica friulana e nazionale in lutto. Si è spento a 92 anni Pier Giorgio Bressani, storico deputato udinese per 2 decenni ed ex sindaco di Udine dall'85 al 1990. L'onorevole politico di spessore e di Democrazia Cristiana fu infatti chiamato dal partito a guidare il capoluogo friulano in seguito alla morte di Angelo Candolini. Oltre ad essere ricordato come grande uomo di cultura e acume da tutti i testimoni diretti, Bressani viene descritto come un autentico interprete del pensiero cattolico popolare. Nato in via Rialto, a soli 13 anni perse il padre alpino nella campagna italiana di Grecia, poi gli studi allo Stellini, la laurea in giurisprudenza alla Cattolica di Milano e l'inizio di una carriera seguendo la passione per la cosa pubblica sotto il simbolo dello scudo crociato. Ricoprì il ruolo di deputato per Democrazia Cristiana per ben 6 legislature dal 1963 al 1985, diventando uno dei simboli della politica friulana della capitale, ricoprendo anche l'incarico di sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con Cossiga presidente. Fino al 1994 inoltre fu componente del Consiglio Superiore della Magistratura. Il nome di Bressani rimarrà per sempre sinonimo di una politica fatta di passione, commenta l'attuale sindaco di Udine Pietro Fontanini. Come sindaco, ricorda, il primo cittadino seppe portare la città ad affrontare sfide come i mondiali di calcio d'Italia 90. Amareggiato per la scomparsa anche Enrico Bertossi, attuale capogruppo di Prima Udine, amico ed ex assessore della giunta Bressani, ruolo ricoperto a soli 26 anni. Veramente un udinese che mancherà a tutti, una persona che sicuramente ricorderemo con grande affetto, con grande riconoscenza e con grande simpatia. Un udinese di quelli che lasceranno il segno nella storia per molti e molti decenni. Momenti concitati questa mattina a Basaldella di Campoformido, alle 11.50 una vettura guidata da un 82enne del posto ha urtato un palo della luce lungo via Stringer. Dopo il colpo la vettura addirittura ha iniziato a prendere fuoco. Inutile il tentativo iniziale di spegnere le fiamme con l'estintore in dotazione del veicolo. Dopo il colpo la vettura infatti ha iniziato a prendere fuoco e sono intervenuti i pompieri del comando provinciale di Udine che hanno domato il rogo. Le fiamme nel frattempo hanno danneggiato anche un'altra auto in sosta, una Lancia Y. Sul posto anche la polizia locale, incolume il conducente del veicolo aiutato ad allontanarsi dall'auto dai residenti della via. Incidente nel primo pomeriggio di oggi anche a Udine, erano da poco passate le 12.45 quando un motociclista è caduto a terra in piazzale D'Annunzio. Secondo alcune testimonianze la causa del sinistro sarebbe stata una vistosa chiazza d'olio sull'asfalto. Sul posto sono giunte l'automedica, l'autoambulanza, oltre alla polizia locale di Udine per i rilievi e la gestione del traffico, molto intenso visto l'ora di punta. Dopo i primi soccorsi il biker è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale per problemi respiratori. Sono state ore difficili per gli abitanti di Crauzetto, andiamo nella destra tagliamento, a causa del maltempo una decina di famiglie è rimasta senza elettricità da poco prima di mezzanotte fino alle 8 di questa mattina, quando sono stati risolti i guasti sulla linea elettrica. Le forti raffiche di vento hanno infatti fatto cadere diversi alberi sulla strada provinciale 55, che porta da Orton a Pielungo, nei pressi del cimitero di guerra. In giornata, grazie all'intervento dei vigili del fuoco e di alcuni volontari tra i residenti, la situazione è tornata alla normalità con la riapertura della circolazione. A coordinare i lavori, nonostante si trovasse in Francia, per la parte del comune è stato il sindaco Flavio Del Missier, che ha voluto ringraziare quanti hanno operato per ristabilire la situazione. La famiglia aveva denunciato l'aggressione alla figlia, studentessa dello Stringer, a Udine, picchiata da una compagna. Il gesto sarebbe stato premeditato e coinvolgerebbe altri minorenni. Sentiamo. Solo alcuni giorni fa era intervenuta a scuola parlando del problema dell'omertà ricordando Falcone Borsellino. Ora, dopo l'aggressione da parte di una compagna, non si sente tutelata dall'istituto. A dirlo è Eddie Sanson, presidente dell'associazione I Nostri Diritti, in merito alla studentessa dello Stringer di Udine, aggredita lunedì scorso da una compagna prima in classe, poi appena fuori dalla scuola. Il motivo aveva fatto la spia. Tutto è cominciato sabato mattina, quando una compagna ha incendiato lo spruzzo di un deodorante spray. La vittima ha raccontato ai professori quanto aveva visto. Per tutta risposta, 2 giorni dopo, la ragazza che aveva dato fuoco allo spray l'ha colpita in faccia con lo zaino e poi, a fine lezioni, l'ha aspettata fuori dall'istituto e presa a calci e pugni. La ragazza ha riportato lesioni guaribili in 5 giorni e la famiglia ha dato all'associazione l'incarico di tutelare la giovane, seguita anche dalla psicologa Loretta Uccini e dalla criminologa Linda Pontoni, e ha sporto denuncia.
Oggi, spiega Sanson, abbiamo fatto un'integrazione alla denuncia per sottolineare alcuni aspetti che potrebbero far luce su altre persone coinvolte e sulla premeditazione di quanto accaduto. La vicenda è stata filmata in 3 occasioni: l'incendio della bomboletta, la prima aggressione avvenuta in classe dove è intervenuto un professore, la seconda aggressione appena fuori dalle mura scolastiche. In particolare, continua, si dovrà accertare se la studentessa che ha aggredito la ragazza e quella che ha ripreso la scena abbiano lasciato l'istituto prima della fine delle lezioni. Abbiamo recuperato solo le prime immagini, quelle relativi alle aggressioni risulterebbero cancellate. La benzina torna sopra i 2 euro. I gestori di carburante protestano. Ci vergogniamo a proporre un prezzo del genere, ma ci vengono imposti dalle compagnie petrolifere, dicono, e anche gli automobilisti sono sul piede di guerra. Sentiamo. Qua la benzina ha superato i 2 euro. Purtroppo sì, è superato 2 euro, per noi è una vergogna qua, stare qua, arrivare ai clienti, no? E dicono cosa fai così, no? Non dipende da me, dipende tutta la compagnia, ma è esagerata, non si può andare avanti così. Guadagnate poco poi. Cosa guadagniamo? 3 centesimi, con 3 centesimi io non pago solo la carta di credito del bancomat e la banca, e luce, e tutto il resto è una cosa veramente vergognosa, non so dove andiamo a finire così. Affollamento alla stazione per cercare di accaparrarsi il prezzo più conveniente proprio in questi giorni in cui c'è stato un aumento del carburante. Si parla di 3-4 centesimi al litro solo per la benzina. Sì, un po' confermo, diciamo che noi cerchiamo di calmierare i prezzi, cercando di tenere un prezzo più basso possibile per andare incontro alle esigenze delle famiglie, visto il periodo difficile che stiamo vivendo, con i convenienti sempre bassi e fissi. Cerchiamo di fare la stessa politica qui al distributore, appunto per andare incontro a quelle esigenze delle famiglie anche sui prezzi delle benzine. Stiamo pagando anche l'aria che respiriamo, una cosa inaccettabile, perché gli stipendi rimangono fermi. Da un giorno all'altro è aumentato, lo fa sentire, nonostante ci siano super bonus, super sconti, questo non... È un palliativo e ci prendono in giro, mi dispiace. Tornare in Slovenia? Se conviene, con una macchina che ha pochi chilometri e un serbatoio di 40 litri non ci conviene. E il rincaro della benzina e delle bollette comportano anche una riduzione degli acquisti per quanto riguarda la spesa, situazione che peggiora sempre ogni giorno di più. Vediamo. Rincaro dei prezzi in generale e rincaro soprattutto della benzina, quanto pesa nelle tasche delle famiglie friulane? Penso che la benzina effettivamente sia andata fuori rotta, non so come dire, perché il prezzo del petrolio, a parte ultimamente, non è che fosse aumentato molto, anzi era calato, c'è stata probabilmente anche una grossa speculazione da parte delle compagnie petrolifere. Ci sono persone che conosco che hanno un banco di pesce, fanno il pesce fritto loro, usano l'olio per esempio, questo è collegato alla guerra però, no? L'olio di girasole per friggere è aumentato, mi sembra, da quasi del 150% l'olio di girasole. Non ci stanno più dentro con i prezzi di prima e devono aumentare moltissimo i prezzi alla vendita. Ogni anno per un motivo o per l'altro c'è un problema e quindi questo fa in modo che la gente abbia meno disponibilità, non c'è nulla da fare. Se non è questo, ripeto, abbiamo avuto il 2008 che ha avuto la crisi mondiale, poi è passata, poi il Covid, faccio un esempio, adesso la guerra, le bollette. Fra 2 o 3 anni chissà cosa succederà, la JP Morgan dice che siamo pronti a un altro collasso economico, quindi io ormai che ho una certa età, visto che sono da pensione, sono al punto da prendo quello che arriva. Me ne accorgo che il fatto che la caro bolletta fa in modo che la gente abbia meno risorse, però dicevo prima, ogni anno è così, non torneremo mai agli anni '80. La carenza degli infermieri al centro di un incontro degli ordini delle professioni infermieristiche e della consigliera regionale Simona Liguori. Si punta il dito contro il numero mancante di personale, ben 1400, ma soprattutto anche contro il mancato riconoscimento della professione. Assegnare incentivi di 200-250 euro per ogni professionista che lavora sul territorio. Puntare sulla meritocrazia, riconoscere le competenze e la formazione e rimuovere il vincolo di esclusività. Sono alcune delle proposte lanciate oggi dai presidenti degli ordini degli infermieri del Friuli Venezia Giulia, che hanno incontrato la consigliera regionale dei cittadini Simona Liguori per un confronto sulle possibili soluzioni per sopperire alla carenza di personale infermieristico. Negli anni abbiamo sempre visto soluzioni che vivono le giornate o vivono i mezzi periodi, per cui dobbiamo cominciare a pensare tutti insieme ad un nuovo
nuovo progetto strutturale che possa portare alla professione infermieristica a delle visioni di più ampio respiro e soprattutto di più lungo termine. I dati della federazione parlano di circa 1450 infermieri solo per la nostra regione come stima, prima ancora degli altri dati necessari per lo sviluppo del PNRR. Guardare un po' più avanti, perché rischiamo altrimenti di trovarci poi in difficoltà e diventa una professione che va a morire e togliamo sicuramente poi qualità all'assistenza alle persone. Cittadini aveva presentato in Consiglio regionale una mozione per valorizzare il ruolo del personale infermieristico e non intende demordere. Credo che per un mestiere che, a detta di chi lo fa, è il mestiere veramente più bello del mondo, ma è anche altamente usurante, se le persone non lavorano in organizzazioni che le valorizzano e le sostengano, sarà veramente, come dire, una notte che non avrà fine. Prove generali questo pomeriggio in Piazza Libertà a Udine per la festa del 208° anniversario di fondazione dell'Arma dei Carabinieri. L'evento si svolgerà lunedì, sarà trasmesso in diretta da Telefriuli a partire dalle 17:45. Ne abbiamo parlato con il comandante della Legione Carabinieri del Friuli Venezia Giulia, il generale di brigata Francesco Azzeni. Che questo pomeriggio si sono soffermati in Piazza Libertà a Udine per assistere a quelle che sono le prove di un importante evento che si celebrerà lunedì. Quale, generale? Festeggeremo il 208° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri. Lo facciamo in Piazza Libertà, nel cuore della città, proprio per mettere in condizioni tutti i cittadini, tutte le persone che riterranno di poter partecipare e assistere a questa cerimonia a cui noi auspichiamo, insomma, che venga tanta gente e li abbracciamo così idealmente. Naturalmente la vicinanza con l'Arma dei Carabinieri è quotidiana per i cittadini di questa regione, però davvero questa volta si tratta di festeggiare insieme e di farlo dopo un periodo di distanziamento, dopo un periodo lungo, insomma è difficile, quindi questo dà ulteriore significato a questa cerimonia. Assolutamente, vale doppio, noi siamo da sempre vicini alla gente e in mezzo alla gente. Quest'anno che abbiamo ripreso finalmente a festeggiare e stiamo riprendendo pian piano con le attività sociali, questa è un'ulteriore occasione, ecco, per poter aprire al pubblico un evento che per noi è particolarmente significativo, speriamo lo sia anche per la cittadinanza. E allora, molte saranno le persone che verranno in piazza per assistere alla festa, sarà possibile seguirla anche in diretta su Telefriuli lunedì a partire dalle 17:45. E al via a Udine l'organizzazione per il 94° raduno degli Alpini, previsto per la seconda domenica di maggio del 2023. Oggi si è riunito per la prima volta in comune il comitato tecnico per valutare percorso e strutture destinate all'accoglienza. Udine si prepara ad accogliere la 94esima edizione del Raduno Nazionale degli Alpini previsto per la seconda domenica di maggio del 2023. Oggi a Palazzo d'Aronco si è svolto il primo incontro tecnico per organizzare la manifestazione e definire il percorso della sfilata. Innanzitutto abbiamo messo a disposizione l'area del Parco Moretti, che sarà un luogo vocato per questa tipologia, poi altre aree che si trovano nella zona est della città. Adesso stiamo valutando anche l'utilizzo di alcune palestre per ospitare le persone, per dormire nella città. E poi c'è il percorso dove sfileranno gli alpini, che dovrà essere adeguato per permettere in pratica la sfilata, quindi ci saranno degli interventi, dei piccoli lavori da fare anche in questo contesto. Le tribune saranno posizionate in piazza Primo Maggio, quindi il clou della sfilata sarà piazza Primo Maggio per poi concludersi in piazzale D'Annunzio. Dobbiamo definire tutto entro la fine di quest'anno e quindi i lavori partiranno probabilmente il prossimo anno, nel senso di sistemare le strade, però tutta la logistica dovrà essere definita entro quest'anno. Edicola in smantellamento in piazza San Giacomo, dalla prossima settimana sarà completamente visibile il pozzo del XV secolo a fianco della chiesa. La prossima settimana non ci sarà più traccia dell'edicola di piazza San Giacomo, in compenso sarà completamente visibile il pozzo costruito nel XV secolo, denominato Lanterna di Diogene per la sua forma particolare.
Oggi sono partiti i lavori di demolizione dell'edicola che è stata sostituita dal manufatto realizzato in piazzetta del Lionello. Ricordiamoci, in Piazza San Giacomo è il pozzo veramente più antico e importante, e quindi anche dà una visibilità perfetta a quella che è anche quel scorcio di piazza che dicono sia una delle più belle d'Italia. Ma viene smantellata a spese del comune? L'impegno è quella della signora che ha vinto la gara, e quindi lo dovrà fare lei. È evidente che lo deve fare nei tempi che è stato predisposto, è stato definito, gli è stato anche comunicato. Credo che lo faccia perché si è presa l'impegno di farlo, e quindi lo farà. Nel malaugurato caso che non lo faccia, è evidente che dovremmo provvedere noi in qualche maniera debitandole le spese, ma non credo che arriveremo a ciò, perché insomma credo che sia interesse sia suo, sia nostro, sia dei cittadini, che questa cosa venga fatta nel più breve tempo possibile. Andiamo nella destra tagliamento con il Noncello al centro di un progetto di valorizzazione del comune di Pordenone, in cui sono coinvolti anche Cordenonse e Porcia. La valorizzazione del Noncello, un simbolo di Pordenone, non può più attendere. L'amministrazione comunale per questo ha dato vita a un contratto di fiume, un vero e proprio patto per fare in modo che il corso d'acqua che lambisce la città diventi una risorsa paesaggistica, turistica ed economica. Il progetto prevede 3 fasi: l'analisi dello stato di fatto, la concertazione con il coinvolgimento di più soggetti per realizzarla e l'attuazione concreta dei contenuti. Il fiume Noncello è un gioiello della nostra città ed è un elemento identitario di Pordenone. L'obiettivo del contratto di fiume è di valorizzarlo con opere interne all'alveo e quindi dal punto di vista proprio fisico, e dall'altro lato di studiare insieme gli strumenti migliori per poterlo fruire, per poterlo vivere da parte dei cittadini e da parte degli appassionati dell'acqua. Sono esperienze che in Francia esistono già da decenni e che in Italia sono arrivate con notevole ritardo. Pordenone si pone l'obiettivo di colmare questo gap e di offrire un progetto operativo nell'arco dei prossimi 2 anni. L'articolato progetto coinvolgerà 3 comuni rivieraschi, oltre a Pordenone anche Cordenonse e Porcia. Come siamo partiti dal nostro fiume come città, Portus Naonis, recuperiamo il nome e recuperiamo la comunità del fiume. La fase iniziale sarà complessa, lunga e partecipata e sarà completata entro l'autunno, mentre la conclusione del progetto è prevista nell'arco di 3 anni. Andiamo a conoscere una delle valli più belle del Friuli, il progetto Valmeduna 2022, con un'estate ricca di eventi. La Valmeduna, gioiello ambientale incluso nei territori dei comuni di Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto in Val Tramontina e Meduno, apre le porte a grandi e piccini grazie a un progetto di animazione turistica imponente messo in piedi dalle 3 amministrazioni e Concentro, l'azienda speciale della Camera di Commercio di Pordenone e Udine. Davvero una ricchezza di attività, momenti, eventi, esperienze che siamo felicissimi di raccontare, di proporre a tutte le persone che con il cuore vogliono davvero sperimentare la montagna. Variegata l'offerta di eventi, escursioni, visite esperienziali e piccoli spettacoli legati a un mondo fantastico e fiabesco incantato, proprio come lo è a suo modo la Valmeduna. E non dimentichiamo la gastronomia del nostro territorio, per cui vi aspettiamo con il cuore aperto e a braccia aperte naturalmente. Tutti insieme, veramente col cuore. È una collaborazione che è partita e che funzionerà per tanti anni e che potrà far conoscere questo meraviglioso territorio. Il territorio ospiterà anche il Trofeo Valmeduna, campionato italiano master di corsa in montagna in programma il 12 giugno, organizzato dalla Polisportiva Valmeduna e Smart Atletica San Martino. Inizia un periodo secondo me molto fruttuoso per la nostra valle, che porterà tanta gente, spero, non solo dal Friuli. Chiudiamo con la grande performance di ieri sera a Castello di Suzans del famoso DJ a livello mondiale Bob Sinclair, migliaia di appassionati. Non è stato un evento, ma l'evento principe a pochi giorni dall'inizio dell'estate per il Friuli, con Sunset in the Castle. Ad esibirsi ieri sera nella meravigliosa cornice del Castello di Suzans il DJ Bob Sinclair, una sorta di anticamera del 62esimo Festival di Maiano, rassegna musicale, culturale e gastronomica del comprensorio collinare. Un evento iniziato nel tardo pomeriggio con la degustazione di prodotti del territorio, con un prolungato apericena e poi lui a dominare la scena, il DJ producer francese, fra le più luminose star mondiali della musica dance. Un richiamo
richiamo irrinunciabile per centinaia di giovani e meno giovani giunti da ogni parte della regione, non solo, che hanno raggiunto l'incantevole location divenuta il palcoscenico ideale per ascoltare e ballare le musiche che per anni hanno dominato la scena internazionale. Brani che si sono succeduti carpendo l'attenzione di chi ha danzato dal tramonto e sino a notte fonda, per poi gustarsi, seduto sul prato erboso della struttura castellana, un affascinante spettacolo pirotecnico. Ora una pausa per il presidente della Pro Maiano Daniele Stefanutti e di tutto il suo staff, ma il pensiero va già al 23 luglio quando Maiano verrà raggiunta da un certo Marrakesh, scaldando la località collinare in vista di un altro evento, il concerto di congedo dei Litfiba. A seguire, non cambiate canale, ci sarà il nostro notiziario sportivo, parleremo dell'Udinese, tra poche ore ci sarà la firma del nuovo mister, ovvero Andrea Sottil, e poi intanto la società bianconera ha raggiunto l'accordo per il talento 19enne Leonardo Buta dello Sporting Braga, è un terzino sinistro. Bene, io vi ringrazio per la vostra cortese e fedele attenzione e vi auguro buona serata a tutti. Arrivederci.